È stata presentata al Teatro da Ponte la nuova stagione teatrale, una sfida per il Centro Teatrale da Ponte che già da qualche mese sta muovendo i primi passi proprio qui tra le mura del Teatro Cittadino, ma adesso si inizia a fare sul serio. Sì, noi adesso abbiamo già preparato tutta la rassegna che partirà ufficialmente il 24 settembre, si concluderà il 20 maggio. Sarà una rassegna molto varia, sarà una rassegna fresca, incentrata soprattutto sull'idea di essere popolari. In che senso popolare? Proprio nel senso più puro e bello del termine. È un teatro cittadino per tutti, indipendentemente dall'età, indipendentemente dalle possibilità economiche, quindi veramente per tutti, inclusivo. L'amministrazione è molto soddisfatta per le scelte fatte, per la conduzione attuale del teatro, e l'amministrazione si augura e sta facendo ogni sforzo perché questo possa continuare nel tempo, consolidandosi anche attraverso un passaggio che ci aspetta molto importante, molto complicato e molto impegnativo, che è l'acquisizione dell'immobile intero, l'acquisizione del patrimonio della città. Saremo completamente contenti quando ci riusciremo. Credo che la cosa possa avvenire anche nei prossimi mesi e questo darà modo al lavoro iniziato di poter continuare e consolidarsi a beneficio di tutti i vittoriesi e di tutto il nostro territorio. Una rassegna, quella che è stata presentata oggi, molto ricca. Il sogno del Centro Teatrale da Ponte è che ci sia il tutto esaurito ad ogni spettacolo. Il tutto esaurito ad ogni spettacolo, però non a tutti i costi, nel senso che vorremmo il tutto esaurito però con un pubblico vario, proprio perché quello che ci interessa è creare questo dialogo tra generazioni e il teatro è il luogo esatto per creare il dialogo tra generazioni, che secondo me è alla base di una vita sociale perfetta. Questo perché? Perché noi abbiamo sempre creduto nei giovani, perché è importante portare i giovani a teatro, perché quando i giovani vengono a teatro e si rendono conto che non è una cosa d'elite, non è una cosa da museo, poi si innamorano e vengono, ma soprattutto perché nell'incontro tra varie generazioni a teatro nascono sempre delle cose belle, sia quando facciamo il teatro classico in cui abbiamo il ragazzo di 20 anni o la persona di 90 anni che poi possono interagire tra di loro, sia quando facciamo la prosa. Ed è per questo che abbiamo anche deciso di sperimentare con il casual anche linguaggi diversi, linguaggi diversi che parlano codici diversi, ma che consentono sia alle persone più abituate al teatro sia a quelle meno abituate al teatro di trovare un terreno comune. Veniamo al programma di questa rassegna, con qualche nome e che tipo di spettacoli proponete. Allora, partiamo appunto il 24 settembre con Pennacchi, che è un nostro amico di lunga data e anche insegnante dell'Accademia da Ponte, che ci porta a Poiana e i suoi fratelli, e poi andiamo avanti. Per esempio abbiamo come ospiti esterni, avremo anche la Giuliana Musso e Mirko Artuso, che portano uno spettacolo che è Liberaci dal male. Avremo gli Spellbound Dance Company il 19 novembre, avremo anche teatro amatoriale. Cosa significa appunto di compagnie amatoriali che non fanno questo di lavoro ma che amano fare teatro, quindi avremo per esempio la prima il 30 settembre avremo il teatro Roncade, poi abbiamo i mercoledì classe come l'anno scorso, dedicati quindi ai grandi classici, prima a Dante, poi a Plauto e poi a autori vari della classicità greca, e poi avremo sempre i nostri spettacoli per bambini la domenica pomeriggio. Il primo sarà Viola e le parole, che è un testo inedito sulla dislessia scritto da Edoardo Fainello con la sua regia, per poi continuare con i grandi classici, quindi Alice nel Paese delle Meraviglie, Il gatto con gli stivali, insomma, e tantissimi altri. I ragazzi dell'Accademia da Ponte da molti mesi stanno lavorando proprio alacremente qui all'interno del teatro. Ci sono anche delle novità, delle migliorie, abbiamo visto un palco rimesso nuovo. Sì, però non volevo anticipare niente perché volevo lasciare questa soddisfazione all'assessore, perché in realtà questo lavoro qui non è merito nostro. Noi abbiamo proposto delle cose da fare e l'amministrazione comunale si è impegnata, noi abbiamo cercato di fare di tutto per far risparmiare il più possibile ma fare qualcosa di bello, e quindi diciamo che per il Veneto Chamber Music Festival ci sarà una grossa sorpresa e sarà molto bello, vedrete. L'invito da fare ai vittoriesi: perché venire al Teatro Lorenzo da Ponte?
per trovarsi, per conoscersi, per guardarsi in faccia, soprattutto per fare in modo di far tacere le voci che dicono che i vittoriesi sono chiusi o che a Vittoria non succede mai niente. Una cosa che i vittoriesi non sanno è che tutte le città che stanno intorno a Vittorio Veneto invidiano Vittorio Veneto per tutte le cose che succedono, ed è una cosa straordinaria perché in effetti davvero dall'esterno, io che chiaramente ormai sono vittoriese, sono qua da 3 anni, però che vengo dall'esterno, ho sempre amato questa città perché c'è un fermento culturale che è pazzesco. Ricordatevi, vittoriesi, ci invidiano gli altri, facciamoglielo vedere ancora di più, veniamo qui, incontriamoci, parliamo, discutiamo e soprattutto venite a darci suggerimenti. Cioè la cosa bella è crescere però assieme. Diteci, mi piacerebbe vedere questo, mi piacerebbe vedere l'altro, e se si riesce a fare, si fa. Dobbiamo essere contenti tutti, basta. Fino adesso abbiamo visto un grosso incremento nelle presenze di pubblico, perché elevata è stata la qualità espressa in questo teatro nella passata stagione, diciamo così, primaverile e estiva, e sono convinto, conoscendo gli attuali gestori, che la cosa non possa che continuare e anzi migliorare. Noi lo sentiamo veramente come una seconda casa e vorremmo che fosse una seconda casa anche per tutti i cittadini di Vittorio Veneto e fuori chiaramente anche da Vittorio, quindi l'idea è che se volete una seconda casa e poter veramente partecipare a qualcosa di bello, di inclusivo, venite al Teatro Lorenzo da Ponte.